Ho detto, se lo lascio andare, se non viene da me vado a un'altra persona. Se lo tengo passerà purtroppo qualche problema, però si spera che le persone che lo seguono siano consapevoli di cercare di aiutarlo il maggiore possibile. L'ha trattenuto per il suo bene, nonostante qualche minuto prima avesse tentato di rapinare sua moglie all'interno del suo supermercato. Questa è la decisione che Diego Nogarin ha preso ieri, poco dopo mezzogiorno, quando assieme all'amico pizzaiolo Martino Pivato ha bloccato il giovane entrato nel supermercato Maxi di Capocroce di Mogliano con lo scopo di sottrarre il contante presente alle casse. Per questo, con la richiesta perentoria, aveva anche sfoderato un lungo coltello. Il coltello, diciamo, sarà stato un 25 centimetri, sì. Non è che sia né grande né piccolo, però è sempre da aver paura quando c'è un coltello in mano, sia chiaro. È successo anche qualche mese fa a Mogliano, poverina la ragazza, che anche il ragazzo aveva un coltello in mano. Giovane, 26 anni, determinato e incurante dei clienti presenti, forse stava cercando contanti per pagarsi le dosi. Quando però la cassiera ha iniziato ad urlare, ha tentato la fuga. Lui ha tentato di scappare, però la porta era chiusa, l'ho affrontato e là sono riuscito a togliergli il coltello dalla mano. Gli ho dato la pedata per allontanarlo, abbiamo avuto una colluttazione abbastanza tosta. Poi l'arrivo dei carabinieri, l'arresto del giovane, i verbali. A distanza di tempo Nogarin però ammette. Ho sbagliato io perché ho assalito una persona armata e io non avevo niente, mi è andata bene. Nessun astio nei confronti del giovane, anche dall'amico pizzaiolo, che piuttosto sottolinea. Quello che preoccupa più è il disagio che c'è, ecco, disagio forte, dunque il messaggio più che è questo che voglio dare io, cercare di capire il prima di queste cose. Ecco.